Aveva 90 anni, la vitalità di un ragazzino e la storia di chi lascia un vuoto enorme andandosene, Olindo Meneghin, il patrono della celebre pasticceria Sanremo di Badia Polesine. Si è spento il 6 dicembre scorso, dopo aver dedicato i suoi giorni alla famiglia, al lavoro e alla sua grande passione per la pasticceria, che gli è valsa successi, premi e riconoscimenti internazionali. Così, il 13 marzo, sono arrivati a Badia Polesine anche i vertici del colosso dolciario giapponese Donku, per rendere omaggio al luogo in cui riposa quello che loro chiamavano amichevolmente Olindo-san. Olindo il maestro, appunto, l'uomo che a loro ha insegnato i segreti dei dolci lievitati, arrivando a far aprire a Yokohama la casa del panettone del Pandoro House Sanremo. L'incontro con la Donku risale al 1984, quando alla fiera di Rimini Olindo viene contattato come esperto di prodotti dolciari lievitati. Così inizia la collaborazione con l'industria giapponese, che conta oltre 200 punti vendita e 5.000 dipendenti in tutto il Giappone. 2 volte all'anno, Meneghin si recava nel paese del Sol Levante ad insegnare i segreti di colombe, panettoni e pandori, ed altrettanto spesso i giapponesi venivano in visita alla pasticceria di Badia, dando vita ad un sodalizio professionale ed umano molto intenso. Meneghin è nato nel 1921 in provincia di Padova, ma ha girato l'Italia grazie alla sua professionalità. Ha lavorato a Milano alla Motta per anni, alle storiche pasticcerie Colussi e Baessato di Padova. Nel dopoguerra è stato anche primo pasticcere del caffè Pedrocchi, di cui ha curato la riapertura dopo la Seconda Guerra Mondiale. A Badia Polesine ci arriva soltanto nel 1956, chiamato da Dino Golfetti per rilanciare il biscottificio. Qui Olindo mette a punto il lievito che viene ancora usato da quella che oggi si chiama IDB, oltre che dalle sue pasticcerie. La pasticceria Sanremo conta una sede a Badia e una a Lindinara, gestite dal figlio Paolo, oltre a 2 bar caffetterie a Padova, gestite dalla figlia Luciana. Olindo e la sua Sanremo avrebbero festeggiato i 40 anni di matrimonio proprio nel 2012, ma pur essendosi goduto la sua pasticceria fin quasi alla fine, per un pelo l'anniversario è mancato. Commendatore, ufficiale, Cavaliere della Repubblica, benemerito del lavoro di Badia Polesine, Olindo verrà sempre ricordato da tutti come un maestro, non solo nell'arte dolciaria, ma anche nella vita.